presidente della Camera, un altro veronese, il sindaco Damiano Tommasi, auspica che svolga il suo ruolo in maniera istituzionale. La deputata Dem Scarpa ribadisce il suo no per il quale ha ricevuto attacchi volgari e sessisti. Affidata agli zii dalla madre, era stata quasi schiavizzata dai parenti, anche violentata dal fratello della zia, ora arrestato in Islanda dove si era rifugiato, l'incubo di una tredicenne moldava residente nel Padovano. Tragedia nel bellunese, 74enne di Fonzaso scivola in un diruppo in mezzo ai boschi mentre cerca funghi, il dramma sotto gli occhi del marito. Bolletta quadruplicata per una ristoratrice di Volpago del Montello. Se va avanti così ad aprile chiudiamo, dice. Clientela di mezzogiorno cambiata, scomparsi molti operai in cassa integrazione. Il movimento che si oppone al Green Pass è tornato in piazza questa volta per protestare contro il caro bollette. Sono solo 200 però a presentarsi in piazzetta Sartori a Padova. Esattamente 150 anni fa a Napoli, l'atto di nascita degli alpini, 3 giorni di festa nel capoluogo partenopeo, presenti anche i veneti, nuovo appello dei vertici al governo per garantire un futuro alle penne nere. Le polemiche ambientaliste seguite ai Giova Beach Party nelle spiagge italiane, gli organizzatori hanno chiamato in soccorso Veneto Agricoltura per ripristinare i siti alla loro naturalità. Nel bicentenario della morte il Museo Civico di Bassano del Grappa omaggia Canova con un'importante mostra. Tra le 140 opere esposte anche la Maddalena giacente, ultimo capolavoro dell'artista ritrovato pochi mesi fa in Inghilterra. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque in primo piano la politica con l'elezione a Presidente della Camera di Lorenzo Fontana, una elezione che divide i veneti. Un altro veronese come lo stesso Fontana, stiamo parlando del sindaco Damiano Tommasi, auspica che svolga il nuovo ruolo in maniera istituzionale. Per Verona sicuramente è un grande evento perché avere una carica così istituzionale da parte nostra, insomma, ci aspettiamo che tanto che faccia bene per il ruolo che ha e soprattutto che lo riesca a svolgere davvero in maniera istituzionale, che credo che sia la cosa più complicata per certi versi ma anche più gratificante. Lorenzo Fontana svolga in modo istituzionale il suo ruolo. L'auspicio di Damiano Tommasi, sindaco della città d'origine del nuovo presidente della Camera, Verona, suona come un invito a mettere da parte le posizioni politiche spesso estreme e provocatorie per indossare gli abiti moderati e super partes che ci si aspetta dalla terza carica dello Stato. Dal Veneto sono i leghisti, ma neppure tutti, a esprimere soddisfazione per l'elezione di Fontana. Lorenzo Fontana è una persona che conosco da tantissimi anni, persona con la quale ho da sempre un bellissimo rapporto e penso che sia la persona giusta al posto giusto in questo momento, perché è veramente una persona di un altissimo profilo e anche con le idee giuste. Il clima rispetto alla nuova maggioranza è però tutt'altro che sereno, anzi al Colosseo è apparso uno striscione contro il neopresidente del Senato, Ignazio La Russa, con il suo nome scritto al contrario, la stella a 5 punte. E uno striscione contro Fontana l'hanno esposto alla Camera proprio i deputati Dem veneti, venendo accusati di esacerbare gli animi. Ma la trevigiana Rachele Scarpa, la più giovane tra i deputati neoeletti, conferma i motivi che hanno spinto lei e gli altri a quella contestazione. La sostanza è che Lorenzo Fontana rappresentava la Verona nera, è anche una persona che non ha mai nascosto la sua simpatia per Vladimir Putin. È una persona che è andata a fare l'osservatore nei referendum farsa per l'annessione della Crimea, una persona che portava i saluti istituzionali ai picchiatori di Alba Dorata. In questo senso non possiamo dire che ci rappresenta. Scarpa che per l'ennesima volta è stata oggetto di commenti e insulti volgari e sessisti come l'email che lei stessa sui social ha denunciato di aver ricevuto. Sicuramente ce n'erano molti di più. Io ho voluto esporne uno per segnalare che ogni volta che in particolare una giovane donna a sinistra prende delle posizioni che la portano a essere esposta, deve fare i conti con il fatto che riceverà questo tipo di insulti. Siamo alla cronaca. Su di lui pendeva una condanna a 6 anni per violenza sessuale aggravata ai danni di una tredicenne. L'uomo è stato rintracciato dalla polizia e dall'Interpol in Islanda ed è stato estradato in Italia. Era scappato in Islanda per sfuggire a una condanna di 6 anni di reclusione per violenza sessuale aggravata emessa dal Tribunale di Padova. La Polizia di Stato, però, grazie a un mandato d'arresto europeo, è riuscita a rintracciarlo ed estradarlo. L'uomo, un 47enne rumeno, è condannato per una vicenda svoltasi a Padova risalente agli anni tra il 2008 e il 2013.
Vittima una tredicenne a cui la madre vietò di frequentare la scuola per affidarla invece ai cognati con l'accordo che avrebbe fatto la babysitter. Alla giovane venne però vietato di muoversi e fu costretta dagli zii a svolgere faccende di casa, occuparsi dei figli e anche degli animali domestici. Alla tredicenne era stato anche negato il diritto di poter avere una sua stanza ed era costretta a dormire sul divano. Negli anni la ragazza restò con loro tra il 2008 e il 2013, subì maltrattamenti ed umiliazioni da parte della coppia. Oltre a questo, però, da un'indagine della polizia emerse che la ragazza veniva abusata sessualmente anche più volte alla settimana da parte dello zio e del fratello della zia, il 47enne catturato. Ora l'uomo dovrà scontare la condanna a 6 anni di reclusione. È stata inoltre applicata la misura di sicurezza del divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori e di svolgere lavori che prevedano contatto con minori, oltre all'obbligo di informare gli organi di polizia su future residenze e spostamenti. Muore sotto gli occhi del marito mentre cerca funghi. La tragedia nel Bellunese, a Fonzaso. Ancora una tragedia in montagna. Questa mattina intorno alle 10:30 la centrale del 118 è stata allertata dai familiari di una 74enne di Fonzaso che era scivolata lungo un ripido pendio mentre andava a funghi. A chiamarli il marito, che l'aveva vista cadere a lato del sentiero. La coppia si trovava nei boschi sopra l'abitato di Agana. Lui faceva legna, lei era nei dintorni a cercare funghi quando l'uomo l'ha vista perdere l'equilibrio e iniziare a ruzzolare tra le piante. Disperato è quindi sceso per circa 200 metri chiamando i figli per avere aiuto. Scattato l'allarme, pur senza riuscire ad avere la posizione del luogo esatto, l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore ha iniziato a sorvolare la fitta vegetazione, facendo fatica a individuare dove si trovasse la coppia. Quando i soccorritori sono riusciti a vedere marito e moglie, con un verricello di 40 metri, sono stati calati nelle vicinanze un tecnico di elisoccorso e un medico che purtroppo ha solamente potuto constatare il decesso della donna dovuto ai traumi riportati. Dopo aver issato a bordo l'uomo è stata recuperata la salma, poi lasciata ad Agana. Sono di un uomo che molto probabilmente si è tolto la vita, i resti in avanzato stato di decomposizione, trovati una decina di giorni fa a Marocco di Mogliano Veneto, nel Trevigiano, da un anziano fungaiolo. Il ritrovamento è avvenuto in una zona poco battuta, a ridosso del fiume Dese. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che sono intervenuti anche con il nucleo di polizia scientifica per recuperare il corpo, che è stato sottoposto alle analisi del caso per chiarirne la provenienza. La procura di Treviso ha aperto un'indagine, gli inquirenti hanno chiarito che i resti appartenevano ad un uomo che si sarebbe appunto tolto la vita tempo fa, elemento che sarebbe emerso da un cappio rinvenuto non distante dallo scheletro. È ancora in corso l'identificazione della salma da parte dei carabinieri. Si cercano riscontri tra le denunce di scomparsa presentate nell'ultimo anno. E stiamo adesso alla pagina economica con il caro energia. Molte attività hanno il fiato corto. In un locale del Trevigiano di Volpago del Montello le bollette sono quadruplicate. La ristoratrice dice: se va avanti così ad aprile chiudiamo. Siamo sui 12.200 euro del mese di agosto, quindi di un mese. E calcoliamo che teniamo chiuso un giorno alla settimana, quindi è stato pesante. L'anno scorso a memoria eravamo sui 3.008 più o meno del mese di agosto, quindi in pieno regime, e oggi fatalità ci è arrivata anche quella di settembre. Lì abbiamo fatto 15 giorni di pausa, di ferie, e lì siamo a 4.800 euro. Non sono semplici numeri quelli di Sonia, ristoratrice a Volpago del Montello, 32 anni, da 7 accanto al compagno gestisce questo locale pesce e pizza, le specialità. I margini ora sono sempre più risicati, anche perché il caro bolletta, preceduto dal rialzo delle materie prime, sta già innescando un micidiale effetto domino. Automaticamente vediamo meno clientela anche a pranzo, per il fatto che molti dei nostri clienti, molte aziende hanno iniziato con la cassa integrazione e quindi diventa veramente difficile andare avanti. Insomma, siamo parecchio preoccupati, ecco. Parliamo di 110 coperti contro i 40-60, quindi pesano. Tutti i fattori che portano a una previsione difficile anche solo da pronunciare. Noi vediamo già
difficile arrivare a marzo-aprile se continuiamo così, assolutamente sì. Molti colleghi stanno iniziando a chiudere, a valutare di appunto fermarsi, e quindi non so, la vedo proprio una disfatta, ed è dura, molto dura. Inevitabile guardare a Roma e al nuovo esecutivo, il messaggio di Sonia è forte e chiaro. Di aiutarci perché siamo persone che vogliamo lavorare, abbiamo tenuto duro questi 2 anni di Covid che sono stati duri per tutti e insomma noi ce la mettiamo tutto a livello fisico, però ci devono essere e darci una mano o almeno verificare insomma che le cose non vadano oltre un limite non più sostenibile, ecco. E il movimento che si oppone al Green Pass è tornato in piazza, questa volta proprio per protestare contro il caro bollette. Sono solo 200 però a presentarsi in piazzetta Sartori a Padova. I nostri diritti li possiamo far valere nel momento in cui conosciamo le cose. Noi siamo qua per questo. Sono tornati in piazza i Veneto No Green Pass. Dopo mesi d'assenza, gli attivisti che per un anno tutti i sabati hanno protestato contro il certificato verde nelle piazze padovane hanno manifestato questa volta contro il caro bolletta. Un ritorno in sordina però, erano circa 200 in piazza Sartori a Padova. È scandaloso che anziché dovremmo essere 1 milione di persone in piazza. Le persone accettano di farsi, come dire, stanno subendo qualsiasi cosa. La gente si lamenta sui social, però non alza il sedere dal divano per mettersi in gioco. Io non posso risolvere i problemi, nessuno di noi può risolvere i problemi del popolo, è il popolo che si deve alzare. E tutti insieme possono risolvere i problemi, da soli non possiamo fare niente. Protestano contro la guerra, contro le sanzioni alla Russia, contro l'aumento dei costi dell'energia elettrica. In piazza però vengono fatte anche delle proposte. In questo momento stiamo cercando di vedere con l'avvocato se è possibile fare delle contestazioni per sospendere, i pagamenti, perché comunque i rincari che sono arrivati adesso non sono il finale, continueranno. Poi stiamo con un laboratorio di Genova e alcuni scienziati, stiamo cercando delle soluzioni sull'immediato. Ci sono le macchine ma non sono pronte. Potremmo sopperire alla mancanza della corrente a casa con delle macchine, però non sono ancora disponibili sul mercato. Quindi le soluzioni ci sono, il problema è che forse non si vogliono. E a Padova nel pomeriggio flash mob di Più Europa in solidarietà alla rivolta iraniana. La manifestazione si è tenuta nel cortile di Palazzo Moroni, dove la statua della vecchia Padova, simbolo del cuore aperto della città, è stata dapprima coperta con un velo nero e poi svelata dagli attivisti. Così come l'oppressivo regime dell'Iran copre le donne soffocandone diritti, desiderio di giustizia e di una vita serena. Spiegano i promotori dell'iniziativa. Il gruppo di Più Europa Padova, guidato dal coordinatore provinciale Alberto Ruggin e da Anna Lisa Annalin della segreteria nazionale di Più Europa, hanno presenziato al flash mob anche alcuni giovani iraniane e iraniani che si trovano a Padova. Al termine di una battaglia legale durata 5 anni, il Tribunale di Vicenza ha condannato il comune di Rosà a risarcire con €500.000 i parenti di un'anziana annegata in una roggia. Dopo una battaglia legale lunga 5 anni, il Tribunale Civile di Vicenza ha condannato il comune di Rosà a risarcire i figli di Giulia Salvalaio, la donna di 88 anni annegata in una roggia il 24 settembre 2016. Fra risarcimento vero e proprio e spese processuali, il municipio dovrà versare a tutte le controparti oltre €500.000. L'88enne, originaria di Martellago, dove aveva vissuto nelle frazioni di Maerne e Olmo, si era trasferita a Rosà nel 2011 per vivere con la figlia, che aveva così potuto seguirla al meglio per le sue patologie. Quella tragica notte l'anziana era uscita di casa in vestaglia e pantofole fino ad arrivare nella zona industriale del paese. Qui l'aveva scorta anche un automobilista di passaggio. Alla fine era caduta in una roggia senza riuscire a rialzarsi ed era affogata. La sua scomparsa era stata notata dai familiari solamente al mattino successivo e dopo poche ore di ricerche il cadavere è stato ritrovato nel fossato. I parenti, accompagnati nel percorso risarcitorio dallo studio 3A, avevano ravvisato responsabilità in carico alla pubblica amministrazione, sottolineando come la roggia non fosse in alcun modo segnalata o delimitata e come non vi fossero divieti d'accesso al termine del marciapiede. La sentenza ha destato stupore nell'amministrazione comunale di Rosà, che ha già fatto appello.
È una sentenza scioccante che ci è rimasta veramente, ci ha colpiti tutti, una sentenza che va a dare ragione naturalmente a chi ha lasciato incustodita una signora di Alzheimer certificata, dando la colpa a un comune perché non ci sono dei parapetti su una roggia. Il comune di Rosà ha una miriade di rogge, per cui dovrebbe cambiare e sistemare tutte le rogge. Credo che il giudice in merito non sia entrato. Sotto l'aspetto finanziario il comune è coperto perché naturalmente è garantito dall'assicurazione. Nella borsa avevano un grosso quantitativo di droga scoperti dai carabinieri perché non volevano pagare il bed and breakfast dove avevano alloggiato. Guai per una coppia di 27 e 33 anni. I carabinieri di Monselice si sono presentati in un bed and breakfast della zona chiamati dalla titolare perché 2 clienti stavano abbandonando la struttura senza saldare il conto. Giunti sul posto, i militari dell'Arma hanno trovato una ragazza italiana di 26 anni. Dalla sua valigia veniva un forte odore di marijuana. La donna però negava che fosse sua e riferiva che era del compagno, un uomo dell'89. Aperta la valigia, i militari hanno trovato quasi 1,8 kg di sostanza stupefacente, oltre ad abbigliamento femminile e la carta d'identità della donna. La 27enne è stata quindi arrestata e sottoposta agli arresti domiciliari. Il partner, 33enne, denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Voltiamo pagina perché esattamente 150 anni fa a Napoli l'atto di nascita degli alpini. 3 giorni di festa nel capoluogo partenopeo, presenti anche i veneti, ed arriva il nuovo appello ai vertici a garantire un futuro alle penne nere. Sì, gli alpini ci sono e vorremmo che ci fossero ancora, perché vedete, la memoria è l'elemento fondamentale di un popolo, la memoria è l'identità del popolo, senza memoria non c'è futuro. Il grido del presidente dell'ANA nazionale Sebastiano Favero risuona in una piazza del plebiscito in festa e tutta alpina. A Napoli la 3 giorni dedicata alle celebrazioni per i 150 anni di fondazione delle Penne Nere. A Napoli perché fu all'ombra del Vesuvio che il 15 ottobre 1872 Re Vittorio Emanuele II firmò il decreto che istituì i soldati da montagna dell'esercito italiano. 150 anni di storia passate attraverso il costante impegno degli alpini in guerra e in pace. E il numero 1 trevigiano dell'ANA nazionale ribadisce anche a Napoli la necessità di trovare una continuità. Negli anni e anche negli ultimi mesi non è mai mancata la richiesta di reintrodurre il servizio di leva o almeno una mininaia, un appello rilanciato anche a Napoli. In questa società, che è una società individualista, una società virtuale, noi abbiamo bisogno che anche i nostri giovani possano prendere contatto con i nostri valori. Per questo al nuovo Parlamento, al nuovo governo diciamo attenzione ai giovani, ma per i giovani bisogna portare quei valori, trasmettere quei valori che ci sono propri, che la nostra gente, che noi alpini siamo capaci di dare in ogni momento. E adesso le polemiche ambientaliste seguite ai concerti di Jovanotti ha portato in diverse spiagge italiane. Gli organizzatori hanno chiamato in soccorso Veneto Agricoltura per ripristinare i siti alla loro naturalità. Il Veneto in soccorso di Jovanotti per il ripristino delle spiagge dopo il passaggio dei suoi beach party. Veneto Agricoltura contattata per intervenire in particolare sulle coste del Tirreno. E come Veneto Agricoltura voi siete stati contattati dagli organizzatori dei Jovanotti Beach Party perché? Per la fornitura di un certo numero di piantine di questi ambienti litoranei che serve per il ripristino di habitat nei luoghi che sono stati interessati, in questo caso specifico nel litorale tirrenico, dai lavori di preparazione di quegli eventi. E il Veneto risponderà fornendo delle piantine come queste che lungo tutto il nostro litorale mantengono con le loro radici le dune, prima protezione contro le mareggiate. Questa esperienza qui l'abbiamo portata avanti nel corso del progetto Life Redune, capitanato dall'Università di Venezia Ca' Foscari, in cui noi eravamo partner. Il Life Redune si è concluso da pochissimo,
e ha comportato la messa a dimora di 151.000 piante che noi abbiamo prodotto lungo tutto questo litorale, quindi da Punta Sabbioni fino a Punta Tagliamento. Un'esperienza pubblicata che ha richiamato subito l'interesse dello staff di Giovannotti, nel mirino degli ambientalisti per aver stravolto le spiagge a seguito dei beach party. Loro hanno chiesto a noi alcune piante e che quelle piante svolgono queste funzioni. Ma non saranno piante venete, per rispettare ogni singolo ambiente che sarà ripristinato. Ci siamo fatti spedire da loro i semi di piante che poi come specie le abbiamo anche noi qui, ma noi volevamo essere sicuri di avere la provenienza locale di là, perché il nostro tema, la nostra missione istitutiva è proprio di tutelare la provenienza delle piante, quale che sia. Nel bicentenario della morte di Antonio Canova, il Museo Civico di Bassano del Grappa omaggia l'artista con un'importante mostra celebrativa dal titolo Io Canova, genio europeo. Tra le 140 opere esposte anche la Maddalena giacente, ultimo capolavoro dell'artista ritrovato pochi mesi fa in Inghilterra dopo 200 anni di oblio. A 200 anni dalla morte di Antonio Canova, il Museo Civico di Bassano del Grappa inaugura una mostra, un'importantissima mostra, Io Canova, genio europeo, per celebrare ma soprattutto per ricordare uno dei più grandi artisti della storia. Più di 140 le opere esposte, un vero e proprio viaggio tra le tante sfaccettature di un uomo che con il suo scalpello ha inciso nella memoria della storia le pagine più importanti dell'arte italiana. Sculture, dipinti, disegni, libri preziosi, ma anche capolavori ritrovati. È tornato un capolavoro e ritorna dopo 200 anni. Partì all'inizio del 1823 e oggi l'abbiamo qui, è la prima volta che lo si rivede in Italia e soprattutto il capolavoro merita un'attenzione particolare perché non sapevamo più dov'era. Di pochi mesi fa la notizia del suo ritrovamento in Inghilterra dopo quasi 2 secoli di oblio, un'opera, quella della Maddalena giacente, che delinea il testamento artistico di Antonio Canova, essendo il suo ultimo capolavoro. Sarà, direi, il fulcro d'attenzione della mostra perché ci permette proprio di percepire come Canova lavora alla fine della sua vita. In questo caso è una Maddalena svenuta per dolore, con una lacrima perfino. Sovrani, aristocratici e mecenati del vecchio continente, tutti ambivano a possedere una scultura del più grande artista vivente e tra i suoi ammiratori anche Giorgio IV, re d'Inghilterra. Marte e Venere, l'opera meravigliosa realizzata da Canova su commissione di Giorgio IV durante quel soggiorno che l'artista spese a Londra. Particolarmente significativa l'opera in questo periodo perché vediamo Venere che sta abbracciando Marte, il dio della guerra, appunto perché ci fosse pace nell'Europa. Con le opere di Canova termina questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio come sempre le previsioni meteo. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al meteo. Pressione in ulteriore rinforzo, tempo dunque stabile e clima molto mite per il periodo. Vediamo il dettaglio di domenica 16 ottobre. Sul Veneto avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti, con alcune nebbie di notte e in dissolvimento di mattina in pianura e nelle valli prealpine. Durante il giorno possibili addensamenti nuvolosi ma senza ulteriori conseguenze. Temperature stazionarie minime tra 9 e 14 gradi, massime invece comprese tra i 20 e i 23 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Su costa cielo in prevalenza sereno, altrove qualche nube in più con cielo localmente anche grigio. Temperature minime sui 10-15 gradi, massime intorno ai 21-23 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove la giornata di domenica inizierà con nubi basse in molte valli. Con il passare delle ore arriverà via via il sole. Temperature minime intorno ai 10 gradi, massime sui 24 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia.
Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.